Cari telespettatori, eccoci con un'altra puntata dedicata alla prevenzione dentale, alla cura dei nostri denti, del nostro sorriso, perché quando si sta bene con i denti, con la masticazione, con tutto quello che comporta, si sta anche meglio fisicamente e si affronta la vita in modo diverso, anche sotto il profilo alimentare, che non è un aspetto assolutamente da trascurare. Vi daremo anche quest'oggi informazioni tecniche, vi daremo dei supporti, insomma tutto quello che vi può servire per prendere una decisione che è importante, ma come l'abbiamo detto e come anche molti di voi hanno recepito, è fondamentale. Tanti ci hanno chiamato e ci hanno chiesto: ma è vero che se non intervengo subito, dove non ho più i denti da tanto tempo, poi comprometto la mia stabilità psicofisica, vado a compromettere la masticazione di un domani, la digestione, eccetera. Sono rimasti molto colpiti dalle parole che sono state dette proprio in trasmissione da illustri professionisti. Noi ci siamo confrontati, peraltro, questione di conforto è purtroppo vero, bisogna stare molto attenti, non solo per i più piccolini, per i bambini, quindi iniziare subito, ancora dicevamo con i dentini da latte, ma poi proseguire fino all'età adulta, anche quando si è anziani, perché lo ricordiamo, per fortuna l'aspettativa di vita è molto lunga e quando una persona ha 70 anni non si può definire anziana, ha ancora davanti probabilmente, chissà, anche un ventennio o più, forse trentennio, e farlo senza denti oppure con una masticazione che non è buona può essere anche dannosissimo per l'alimentazione, potete immaginare ciò che ne consegue. Allora ecco i nostri esperti, ben ritornata la dottoressa Anna Maria Pescara, grazie di essere qui con noi. Buongiorno a tutti. Che è direttrice responsabile della sede Social Dent di Padova in modo particolare, ricordando che esiste anche Stanghella, abbiamo già affrontato anche la scorsa settimana, e tante altre sedi sul territorio, perché giustamente tanti ci chiedono anche le altre sedi, ci sono. Giovanni Speranza, sempre Social Dent, grazie di essere qui con noi, coordinatore e comunicatore, crea anche tutti i rapporti con le associazioni anche di categoria, e a questo proposito abbiamo il piacere di avere qui con noi Renato Moro, coordinatore del CUPLA regionale. Grazie di essere qui con noi. Buongiorno, grazie a lei. Il CUPLA è una di quelle, possiamo definire, non un'associazione di categoria, come potremmo definirla, un sindacato di tutela dei lavoratori autonomi pensionati, insomma. Sì. Per semplicizzare per i nostri telespettatori, in modo che possano comprendere bene. E poi vedremo che cosa c'entra e perché qui il nostro coordinatore. Ma incominciamo con la dottoressa, oppure con... Iniziamo pure con Giovanni Speranza, che lui... Perché dice tanto emotiva, si emoziona, poi invece dopo ha una grinta incredibile in trasmissione. Allora, Giovanni Speranza, prima ricordiamo le sedi, perché queste, dopo le convenzioni, le sedi perché queste ce l'hanno chieste veramente tantissimi, molti anche chiamano da Roma peraltro. Esatto, dobbiamo... ancora non siamo a Roma, diciamo che nell'arco dell'anno... Ma fanno viaggetto, hanno detto che pur di... si fanno anche viaggetto in Veneto. Comunque potranno fermarsi prima, perché nell'anno dovremmo aprire la sede a Senigallia, in provincia di Ancona. Siamo poi presenti in provincia di Imperia, ad Arma di Taggia, in Friuli a Monfalcone e in provincia di Brescia, Manerbio e Rovato. E nel Veneto, dove è nato il consorzio, hanno sede le principali strutture, l'ultima delle quali è aperta un anno fa, poco più di un anno fa, a San Donà di Piave, presso il centro commerciale Piave, accanto all'Ipercoop. Le altre, più storiche, presenti dall'inizio: Padova, Stanghella, la cooperativa di cui la dottoressa Pescara appunto è qui rappresentante, Bassano del Grappa, e le due di Verona e Caldiero. Nell'arco dell'anno saremo presenti anche in Trentino Alto Adige, e quindi la nostra dimensione si allarga, diciamo, consolidando la presenza nel Triveneto e avendo anche delle presenze importanti, significative in alcune altre realtà d'Italia. Questo non ci consentirà di essere al pari magari di altre catene anche odontoiatriche che si muovono con una velocità superiore, perché hanno una logica commerciale diversa dalla nostra. Noi non siamo né catene low cost né strutture dove ci interessa vendere lo spazio del marchio in giro per le vari ambulatori. Noi vogliamo invece avere un rapporto importante, profondo, professionale tra i responsabili e gli operatori delle singole strutture, che conoscendosi e diciamo stimandosi riescono a costruire quello spirito cooperativo che fa sì che le cooperative sociali,
che si sono aggregate nel consorzio Socialdent oggi possano dare il massimo di sicurezza, di professionalità, di qualità anche delle strutture, dell'ambiente e di soddisfazione dal punto di vista delle prestazioni e dei costi, delle quali appunto siamo orgogliosi e che abbiamo sempre più rafforzato in questi mesi e in questi anni attraverso il rapporto con le convenzioni. In effetti le convenzioni sono per noi un asse importante, come vedremo tra poco con l'amico Renato Moro, che ho il piacere anche personalmente di conoscere da precedenti esperienze di relazioni sindacali. Il valore con cui Socialdent, cooperative sociali, mettono il loro impegno, la loro faccia potremmo dire, accanto all'impegno e alla garanzia che le singole associazioni, CUPLA in questo caso, offrono ai loro stessi aderenti, è la migliore condizione per dare tranquillità e per dire che se si è creata questa collaborazione, questa convenzione, vuol dire che entrambe le parti ci hanno creduto e garantiscono le persone che si rivolgono alle nostre strutture. Questa è la filosofia con cui ci siamo sempre mossi. Questo è importantissimo. Devo rifare la domanda che avevo fatto anche l'altra volta, però forse magari chi ci ha scritto non aveva sentito la risposta, quindi so che ci segue in modo particolare in questa puntata. Giovani che si cimentano in questa professione, che magari hanno fatto già delle esperienze di quasi praticantato, hanno delle opportunità, visto che aprite delle nuove sedi, anche molti dicono proprio per anche imparare vicino a professionisti, perché voi avete professori della fama di un Cordioli, insomma, certo. E quindi ci hanno chiamato, penso fossero genitori comunque interessati in modo importante, e anche un giovane professionista disponibilissimo proprio per, sia per anche un gesto sociale, ma proprio per entrare nel meccanismo del mondo del lavoro di una professione che è importante, che però è difficile in questo momento. Sì, quindi ci sono opportunità anche di nuovi inserimenti, viste le nuove sedi. Come appunto abbiamo anche avuto occasione di ricordare altre volte, l'opportunità c'è, pur in presenza di come dire, un mercato che non è espansivo data la situazione economica delle famiglie e via dicendo, ma non c'è dubbio che l'opportunità c'è, è rappresentata e si può vedere anche all'interno del sito socialdent.org, dove l'interessato può inserire i propri dati per avere un contatto. Quello che a noi interessa è offrire delle opportunità anche a dei giovani medici che possano dimostrare la loro professionalità, la loro esperienza e accrescere la loro esperienza accanto a coloro che già operano nelle varie specializzazioni all'interno delle nostre strutture. Quindi non siamo per fare prove continue di personale giovane che crea illusione e crea anche un po' magari di disagio nei pazienti se di volta in volta i medici cambiano. Certo. Siamo però per dare delle opportunità concrete laddove appunto c'è un'espansione anche della nostra presenza, che accanto a dei referenti più affermati, diciamo così, certamente possono inserire delle persone valide e di prospettiva. Ecco, stiamo infatti vedendo le pagine, la home page del sito, stiamo entrando anche con i vari link, visitandolo, proprio anche perché ci sono i numeri di telefono, ci sono le indicazioni, ma proprio per stimolare chi ci ascolta a guardare, o se non può, se non ha direttamente collegamento a internet, che molti ci hanno detto che non hanno questa possibilità, farsi aiutare magari dal nipote, da qualcuno, da un vicino, eccetera, a guardare, così si possono avere già delle risposte ad alcune domande fondamentali. Certo. E allora vediamo di incominciare a dare delle risposte a quelle che sono le principali interrogativi dei pazienti che si rivolgono a voi. Tanto voglio ringraziare tutti i telespettatori che hanno telefonato numerosissimi in questo periodo, da quando andiamo pure appunto in onda, e con nostra grande soddisfazione. È vero che quando poi il paziente giunge in studio ha una serie di quesiti più che altro legati al fatto di sapere se è nel posto giusto, se i referenti sono come sono stati riferiti in televisione. Poi quando arrivano e vedono che effettivamente i medici sono quelli, ci sono io, ci sono comunque le persone che hanno potuto già conoscere durante le vostre trasmissioni, dà sicurezza, dà serenità.
Il fatto che ci siano, come diceva anche Giovanni Speranza, delle convenzioni significa che ci sono dei rapporti di fiducia già ab origine. Quindi io invito veramente i pazienti, anche quelli più scettici, quelli più titubanti, soprattutto loro, a venire in studio da noi, prenotare una prima visita, che come ho sempre detto è senza impegno, e verificare in prima persona la nostra qualità. Verrà fatto sempre nella stessa seduta già un preventivo, quindi il paziente sa esattamente alla spesa che andrà incontro, e anche questo genera sicurezza, perché sapere in che territorio ci stiamo muovendo insomma, mette tutti quanti nell'assoluta serenità, che è indispensabile sapere di avere la parte clinica eseguita da professionisti seri e capaci, molto capaci, ed avere la certezza di quanto si andrà a spendere e le modalità stesse di pagamento. Noi, come già dissi nell'altra trasmissione, non chiediamo anticipi, quindi all'inizio non c'è da fare nessun esborso di 1/3 delle prestazioni, che a volte insomma può essere piuttosto faticoso sborsare, ma alla cooperativa basta che quanto viene eseguito venga pagato, per cui si paga a prestazione esattamente quello che si esegue, si fa l'igiene, si paga l'igiene, si fa l'otturazione, si fa l'impianto. Poi quando appunto ci sono degli impianti, insomma delle prestazioni un po' più onerose, c'è la possibilità di accedere molto semplicemente a un finanziamento a interessi zero in 12 mesi, partendo anche da una cifra di 500 euro. Quindi sono cose molto più accessibili. Sì, che rende veramente, perché l'importanza della prevenzione e della cura è fondamentale. È fondamentale. I pazienti mi dicono: sa dottoressa, io non faccio più neanche più alcune visite di controllo che facevo prima, anche altre cose, non solo riguardanti l'odontoiatria, ma perché non c'è il denaro. Quindi pensare a una società che fra 10-15 anni potrà essere anche molto più ammalata spaventa. La prevenzione è fondamentale. Allora noi nel nostro piccolo cerchiamo di andare incontro alle persone e affrontare anche le spese minime. Quindi finanziamento a tasso zero, a interessi zero, finanziamento a tasso compensato, metà lo paga la cooperativa e una quota a parte la paga il paziente, spalmabile fino a 40 mesi. E poi abbiamo detto anche la possibilità per chi può farlo del pagamento tutto anticipato con uno sconto dell'8% sul totale del preventivo, che è l'unica possibilità che la cooperativa mi dà di applicare uno sconto, perché noi, e ci tengo tanto a dirlo, i nostri prezzi sono calibrati in base ai nostri costi. Non sono stati creati così un po' a caso per poi fare il mega sconto e apparire chissà che bravi. No, i nostri sono prezzi calcolati tenuto conto dell'alta qualità che diamo, quindi dei materiali, dell'alta qualità, del costo dei medici, che ovviamente avendo dei bravi medici anche loro costano. Beh, certo. Altrimenti non potreste dare garanzia di un certo tipo di intervento. Infatti, come vi dicevo l'altra volta, noi in questo periodo stiamo un po' soffrendo, nel senso che non abbiamo margini di guadagno, ed è per quello anche che ci espandiamo un po' lentamente rispetto a altre catene, ma semplicemente perché avendo margini di guadagno bassi per poter garantire una qualità veramente molto alta, e invito tutti a venire a verificare personalmente in studio nelle varie nostre sedi, e in particolare, visto che io rappresento Padova e Stanghella, nelle nostre sedi qui nel territorio, e verificare appunto che tipo di lavori eseguiamo, che tipo di qualità diamo, l'ambiente, la serenità dell'ambiente stesso, anche per chi ha paura del dentista, che non è una cosa rara. Venire in studio e trovare un ambiente rassicurante, un clima sereno, sapere che si incontrerà sempre lo stesso medico, la stessa assistente, e che si verrà accolti anche sempre nello stesso ambulatorio. Questo dà certezze, E abbiamo assistenti alla poltrona, perché parliamo sempre dei medici, ma anche le assistenti alla poltrona e anche le segretarie sono una colonna portante dello studio. E io dico con molto orgoglio che abbiamo delle ragazze veramente preparatissime,
preparate, brave, affettuose. Vedo che proprio i pazienti si affezionano alle ragazze, gli portano il regalino, la scatolina di cioccolatini. Cioè, Quindi l'ambiente è molto importante, è un ambiente molto accogliente. Molto accogliente, certo. Questo è importantissimo. E allora a questo punto necessariamente parliamo della convenzione che voi avete attuato, che cioè, a fronte di tutta questa situazione che senza dubbio insomma, vi ha incentivato, no? Sì, prima di tutto per fare, come si dice, delle convenzioni si parte da due presupposti. Le persone che interloquisci e quello che offre chi dovrebbe appoggiarsi in sostanza. Il CUPLA è una sigla, come ce ne sono tante altre, sindacale, che raggruppa tutto il mondo dei lavoratori, dei titolari, dagli artigiani, commercianti. Quindi gli autonomi sostanzialmente. Gli autonomi, sì. Questa è e la sono cosa. 8 sigle, non è facile metterle assieme, assemblarle con le idee, ma la proposta, dopo l'incontro fatto con il collega Speranza, la proposta che io feci dentro il CUPLA, mi dissero tutti va bene, dicendomi anche guarda che tu sai quello che devi fare in sostanza. Mi sono anche un po' premonito. Sa cosa deve fare, quindi come andare a spremere opportunamente la situazione migliore. Certo, ecco, mi sono premonito anche per verificare, perché era una delle cose che io dovevo fare come impegno nei riguardi degli associati al CUPLA, e ho potuto constatare la dislocazione degli ambulatori e come sono strutturati e il grado di pulizia e di sterilizzazione, di sicurezza in sostanza. Ecco, questo è molto importante quello che lei ha detto, sa, perché effettivamente a questo punto voi stessi responsabili, coordinatore, presidente che si voglia di categoria, di associazione o quant'altro, vi fate garanti a vostra volta e responsabili proprio anche in una scelta di un certo tipo nei confronti poi dei vostri iscritti, associati e quant'altro, perché le dici io ho visitato e ho constatato che quanto veniva detto era effettivamente vero, cioè che non mando in virtù di una convenzione che può dare un vantaggio economico i miei associati che sono associati perché ci credono, perché hanno fatto un certo tipo di passaggi così allo sbaraglio solo perché vale la pena. Quindi no, infatti se mi permette, il coordinatore è arrivato senza avvisare, per cui bravissimo, ha trovato proprio lo studio così com'è. Per cui a me ha fatto anche particolarmente piacere, perché non ha potuto pensare che noi in qualche modo ci fossimo preparati della visita. È arrivato e proprio seduta stante ha visitato, è stato molto bravo, veramente, è stato... infatti no, questo è apprezzabile, anche da apprezzare poi per chi insomma certo. è scritto. Anche perché nei confronti degli associati ci metto la faccia. Infatti questo è il discorso. L'onestà di un individuo sta in quello che dice e in quello che vede, considerando che solo il sistema pensionati, il CUPLA, a livello veneto raggruppa 300.000 persone, cioè non è una cosa poco marginale, ecco. Io cercherò, come mi sono già impegnato anche con Speranza, ho detto che se ho accettato comunque devo sostenerlo, cioè nel dire quello che ho visto, quello che ho potuto e la mia sensazione, insomma, ecco, delle persone valide, delle cose si può anche migliorare, però... No, ma questo ecco, sul discorso si può anche migliorare, cioè, quindi anche i suggerimenti che possono venire sono importantissimi. Voglio vedere un po' come, su questa battuta, come reagiscono i nostri interlocutori. Pubblicità, poi torniamo insieme, quindi vi lascio in suspense, quindi tra poco.